Una buona giornata, buon sabato, ben ritrovati, nuova edizione di Focus TG, tanta la cronaca oggi. Allora chiederei subito alla regia, dove oggi con noi ci sono Mattia Pizzaia e Tommaso Migot, di mostrarci l'home page del Gazzettino che dà la notizia di cronaca di queste ore. Eccolo qua, siamo a Villafranca Padovana, 32enne ucciso con una coltellata al fianco, vittima e assassino sono vicini di casa, in guerra da sempre. Lo stesso presunto omicida è un uomo giovane, un uomo sulla trentina d'anni, e naturalmente ci sono tutte le indagini in corso da parte dei carabinieri. Tra non molto ci collegheremo in diretta con la collega Chiara Gaiani che si trova sul posto. Ma ci sono anche altri casi che stiamo seguendo, come la scomparsa della quindicenne Gensar Haidari, origini macedoni, che si è allontanata lo scorso mercoledì da Campo San Piero. In queste ore le celle telefoniche avrebbero localizzato il telefonino della ragazza nella zona di San Giorgio delle Pertiche, è uscita di casa nel pomeriggio per andare alla scuola serale che frequentava, la vedete in queste immagini. Quando alle 20:30 i genitori sono andati a prenderla, i compagni hanno fatto sapere che in realtà quel giorno scusate, non era andata a lezione. Alle chiamate della madre ha risposto con un messaggio in cui le faceva sapere di essere a Mestre, poi più nulla. La famiglia ha sporto denuncia per la scomparsa. La mamma avrebbe ricevuto un ulteriore messaggio con scritto non preoccuparti, sono viva. La donna però dubita che si tratti della figlia, teme sia opera di qualcuno che la stia trattenendo contro la sua volontà. Abbiamo raggiunto peraltro telefonicamente la mamma della quindicenne scomparsa, sentite il suo appello disperato. Alle 2:10 di ieri del messaggio che mi ha scritto ciao a tutti, sto bene, sono viva. Da ieri che non ho notizie sul WhatsApp, non mi scrive. Vi prego, chi la tiene mia figlia in casa, che me la porti a casa perché sono preoccupata. Non sta mai a casa da così giorni da sola. Cioè, andava tutto bene, mi ha messaggiato, mamma ciao, vado a scuola. Dove sei? Ho detto sono a scuola. E va bene, ho detto vai, e mi ha detto mamma se puoi, siccome ero a lavoro io, puoi andare da lì a comprarmi del Wooster e anche brioche di quelle del bar. Ho detto va bene, non so se mi ha fatto apposta, mi ha detto così per farmi perdere tempo o cosa, non lo so. Poi alle 8:30 io, ho finito alle 5:30, pensavo che era a scuola la ragazza. Alle 8:30 sono andata a prenderla a via sul CPA perché fa serale lei, via Filippetto a Campo San Piero. Vado lì e aspetto, mi ha aperto la porta quello che pulisce. Sono entrata dentro, c'era un amico suo anche di classe che mi ha detto aspettate lei in sala? Sì, ho detto, ma in sala non si presenta mai di scuola. Io là mi sono preoccupata e gli ho scritto un messaggio, dove sei? Ma lei ha qualche sospetto? Cioè di qualche persona che potrebbe averla presa? No, non lo so, amici, non mi diceva mai niente, non lo so, perché non so cosa dire. Se qualcuno me la tiene in casa o se qualcuno la conosce, vi prego, lasciatela libera. Mi risulta che l'abbiano, forse localizzata in zona San Giorgio delle Pertiche, è Sì, così? sì, via Ungheria, le celle telefoniche risulta che la ragazza è là. Se qualcuno, vi prego, me la portate a casa, lasciate la ragazza libera. Ho chiamato anche quelle delle telecamere che tengono controllo tutto anche San Giorgio delle Pertiche, dove anche sulle zone di stazione. Intervengono anche loro. Vi prego, chi ce l'ha mia figlia, che la tiene in casa, che me la portano, che me la lasciano libera. Questo l'appello, lo avete sentito, della mamma. Naturalmente chi avesse informazioni si può rivolgere alle forze dell'ordine, chiunque vedesse questa giovanissima ragazza di cui vi abbiamo mostrato anche le immagini.
Andiamo avanti con la cronaca e con un arresto per maltrattamenti verso la moglie e i figli minori eseguito dai carabinieri per quanto riguarda il territorio di Nove. Siamo nel Vicentino. Nel pomeriggio del 24 i carabinieri della stazione hanno rintracciato e arrestato un pregiudicato del posto, un 48enne, in ottemperanza all'ordine d'esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza perché dovrà espiare una pena di 2 anni, 2 giorni, 2 anni, 2 mesi e 23 giorni di reclusione. Scaturisce questo provvedimento da una sentenza del Tribunale che ha riconosciuto la colpevolezza dell'uomo che si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti e lesioni in ambito familiare dal 2017 al 2020 a danno della moglie e dei figli minorenni, tanto appunto in un episodio del luglio del 2020 da costringere la figlia minorenne a rifugiarsi in camera, a chiamare il 112, quindi una situazione davvero problematica. Vediamo se c'è già in collegamento la collega da Villafranca Padovana, forse ancora qualche istante. Allora, violenza domestica e atti persecutori. A Padova il questore Marco Odorisio ha adottato da inizio anno ben 101 ammonimenti. 77 ammonimenti per violenza domestica, 24 per atti persecutori, sono 101 i provvedimenti adottati dal questore di Padova Marco Odorisio nei primi 4 mesi del 2024 nell'ambito dell'attività di prevenzione contro la violenza di genere per fatti avvenuti tra città e provincia. Un numero raddoppiato rispetto ai primi 4 mesi dell'anno precedente, episodi gravi che riguardano soggetti di tutte le età. In particolare, nei giorni scorsi è stato adottato un ammonimento per atti persecutori nei confronti di una donna di 45 anni che vive in un comune dell'Interland, che scavalcava il cancello della casa dell'ex fidanzato, arrivando a minacciare sia l'uomo che i familiari sotto l'abuso di sostanze alcoliche. Un altro provvedimento è stato emesso nei confronti di un 51enne padovano che non ha mai smesso di minacciare l'ex compagna con ripetute percosse e minacce di morte. Per una lite in famiglia, gli agenti del commissariato Stanga hanno ammonito un 39enne pregiudicato che aveva aggredito la madre sfasciandole la casa. Nei confronti di un 43enne che vive nella zona dei Colli sono state accertate minacce verso la moglie in presenza del figlio 14enne. Nell'Alta Padovana il provvedimento è scattato nei confronti di un marito di 49 anni che, rientrato in casa ubriaco, aveva seguito la moglie per strada minacciandola con un coltello. A inizio settimana a essere ammonito è stato un 22enne residente nell'Interland che controllava in modo ossessivo la fidanzata, arrivando a vietarle di uscire di casa e geolocalizzandola con il telefonino. Parleremo di altri fatti di cronaca legati a maltrattamenti, stalking e violenze. Adesso andiamo in diretta da Villafranca Padovana, dove c'è Chiara Gaiani che sta seguendo questo delitto, l'omicidio di un 32enne accoltellato a un fianco. C'è già un fermo per il presunto responsabile. Chiara, a te buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Ti informo che il fermo è diventato un arresto all'interno di quella che è un'operazione congiunta Carabinieri e Polizia di Stato. I fatti erano più o meno le 6:30 di questa mattina, quindi l'alba, alle spalle vedete via Gomiero, in un cortile, ci stanno tenendo a distanza, ma il collega Francesco Ratai, quindi le immagini che riusciamo a farvi vedere sono queste. In un cortile è stato accoltellato ad un fianco un giovane di 32 anni residente qui, Michael Boschetto. L'aggressione è avvenuta da parte di un 30enne. Che cosa è accaduto? Ovviamente la concitazione e le urla del momento hanno svegliato i cani dei vicini di casa, che a loro volta hanno svegliato i vicini. Tra di loro un ispettore in servizio alla Digos della Polizia di Padova che si è affacciato alla finestra e ha capito che stava succedendo qualcosa di grave. Ha visto
visto il trentenne allontanarsi e si è lanciato all'inseguimento, riuscendo a raggiungerlo. Nel frattempo si coordinava con il 112 anche per chiedere i soccorsi. Riuscendo a raggiungerlo, il giovane aveva anche tentato di nascondersi in una siepe. Il trentenne è stato fermato dai carabinieri e poi portato prima in ospedale. Adesso, come dicevo, la sua posizione si è tramutata in arresto. Che cosa sia accaduto stiamo cercando di capirlo in questo momento. Poche informazioni ancora trapelano da parte degli inquirenti. Sul posto anche il PM. La salma è stata appena, proprio pochissimi minuti prima che noi ci collegassimo in diretta, trasportata fuori dall'abitazione dove Michael Boschetto viveva con il papà. Un giovane tranquillo, Michael Boschetto, un operaio, viveva appunto con il papà. Abbiamo raccolto varie testimonianze da parte di persone che lo conoscevano. Che cosa abbia fatto scatenare la furia di una persona che probabilmente passava in quel momento e l'ha accoltellato è legato al fatto che proprio questa persona era stata notata. Erano stati chiamati anche più volte i carabinieri nei giorni scorsi da parte dei residenti di Villafranca Padovana, perché questa persona pare si aggirasse nel paese, un paese sotto shock. Immaginatevi il sabato pomeriggio, il sabato mattina di ponte, che cosa può essere in una comunità di poco più di 5.000 abitanti. Allora io, in attesa di potervi dare, ricollegandomi, degli aggiornamenti, vi lascerei alla testimonianza che abbiamo raccolto con il collega Francesco Rattai, in cui una persona del paese proprio si è avvicinata a noi per dirci questa persona, che adesso è stata arrestata, si aggirava per il paese e secondo noi era pericolosa. La linea poi può tornare a voi. Aveva già un coltello in mano da 3 giorni che era fuggito dalla comunità, doveva essere. Quindi erano compagni di comunità? No, so che avevo sentito così. Era già 3 giorni che era abbastanza, che andava in giro col coltello in mano, roba del genere. Ma lei parla della vittima? Della persona che è morta? Quello che ha coltellato. La vittima non lo conosco neanche. Però è 3 giorni che era sclerato. E l'avete visto qui girare il paese? Che a Camisano addirittura lo avevano portato via in ospedale anche. E poi era andato via e poi in 3 giorni è successo quello stesso. È un ragazzo del paese che lei conosce? No, ma abita qua, dovrebbe abitare. Però lo vedevi, non so, era in comunità ogni modo, era da qualche parte, da 2 anni. L'avete sentito, queste le indicazioni che hanno raccolto Chiara Gaiani e Francesco Rattai da testimoni. Poi con l'andare delle ore naturalmente si cercherà di dipanare quella che è un po' il movente in questo momento sconosciuto di questo delitto costato la vita, lo ricordiamo, a un uomo di 32 anni di Villafranca Padovana. Noi torniamo a parlare dell'omicidio di Vanessa Ballan a Spineda di Riese. Bujar Fandai, l'assassino della mamma 26enne, che lo ricordiamo quando è stata uccisa aspettava anche un bimbo, andrà a processo con rito immediato entro il 19 di giugno. Giudizio immediato entro il 19 giugno per Bujar Fandai, il 40enne kosovaro che uccise Vanessa Ballan, incinta del compagno. L'uomo è in carcere a Treviso con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Lo scorso 19 dicembre fece irruzione nell'abitazione della mamma 27enne e dopo aver forzato la porta l'aggredì brutalmente, accoltellandola più volte. A trovarla in un lago di sangue il compagno quando rientrò a casa. Bujar Fandai aveva avuto una relazione con la 27enne e non voleva saperne di perderla. Secondo l'accusa, a fargli scattare il raptus, probabilmente l'aver saputo che aspettava un bimbo, notizia che avrebbe fatto crollare tutte le sue residue speranze di convincerla a lasciare il fidanzato e andare via con lui. Rimaniamo nella Marca trevigiana, dal femminicidio di Riese a quello di Conegliano, l'omicidio di Margherita Ceschin. Dopo le motivazioni della Cassazione che non ravvisa indizi gravi a carico degli indagati, ha parlato il procuratore capo di Treviso Marco Martani, che ha detto al Tribunale del riesame porteremo nuovi elementi.
Sarà il Tribunale del riesame a dover decidere se i 3 imputati del delitto di Margherita Ceschin dovranno o meno tornare in libertà. Gli avvocati Crea e Serpico chiederanno che l'ordinanza di custodia cautelare venga annullata. Questo dopo le motivazioni della Cassazione che, secondo i legali, avrebbe accolto le loro istanze, sottolineando la mancanza di gravità indiziaria. Di tutt'altra opinione la Procura, secondo la quale ci sarebbero elementi probatori importanti. Le intercettazioni telefoniche innanzitutto sono ammissibili e utilizzabili, ma dovranno essere motivate. Gli inquirenti dovranno spiegare il contesto dei dialoghi fra gli imputati e soprattutto precisare i ruoli di ognuno di loro in questo delitto. Non solo, al Tribunale del riesame la Procura porterà un nuovo elemento, quello del bigliettino sequestrato dalla Polizia Penitenziaria nel carcere di Treviso e ora agli atti. Nel messaggio scritto da Luciano Lorenzo, accusato di essere uno dei killer, e indirizzato al mandante dell'omicidio, l'ex marito della vittima, Enzo Lorenzon, parole che li inchioderebbe. Io ti resto fedele e poi mio fratello ha fatto da palo. Il capo della Procura Martani, elementi che saranno valutati dal riesame e che sono significativi. In carcere a Treviso Luciano Lorenzo, uno degli esecutori materiali del delitto, e Joan Maria Guzman, che avrebbe fatto da intermediario tra il mandante e i killer. In casa di riposo per motivi di salute Lorenzon, che secondo la Procura aveva un movente per l'omicidio. Infine nel carcere a Belluno l'altro esecutore materiale arrestato in Spagna. Mentre manca proprio il fratello di Lorenzo, ancora latitante, che dalle stesse parole dell'imputato avrebbe fatto da palo. Un delitto che aveva sconvolto l'intera Marca trevigiana. Margherita Ceschin, 72 anni, è stata uccisa nella sua abitazione a Conegliano, prima tramortita con un colpo alla testa e poi soffocata. Non è stato un furto finito male, termina Martani. Nei furti i malviventi aspettano che la persona esca di casa, non che rientri. Sapete che il sabato abbiamo poco tempo, la trasmissione dura solo un'ora, allora dobbiamo saltare da un argomento più serio a uno per fortuna più leggero. Apriamo una parentesi sulla Dunata degli Alpini di Vicenza, perché si sta avvicinando la data fatidica del fine settimana dedicato alle penne nere che arriveranno da tutta Italia. Vedo in diretta il nostro Daniele Garbin, perché oggi c'è stato un ulteriore passaggio, no Daniele? Si sono aperte le mostre dedicate agli alpini. Ti vedo con il tuo ospite. A te la linea, Daniele, buongiorno. Grazie della linea, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Ha detto bene, infatti poco fa alle 11:30 è proprio scattata ufficialmente l'apertura di Palazzo Thiene. Vedete in questo momento una parte degli ingressi delle gallerie, questa cornice prestigiosa che Vicenza offre alla Dunata, all'arrivo delle penne nere, come il generale Stefano Basset, che è il coordinatore delle attività culturali. Esattamente, ho ricevuto questo incarico per questa Dunata. E, diciamo, l'abbiamo svolto con grande entusiasmo, perché Vicenza l'abbiamo sempre sentita come la città alpina per eccellenza, per cui abbiamo avuto una grande risposta sia dalla stessa città che dal territorio. Infatti il Comune che ci ha dato una grande disponibilità di sale e di location, in modo che abbiamo realizzato ben 22 mostre. Ecco, proprio queste mostre in realtà sono state anticipate con quelle di oggi, 4 in particolare, che spaziano insomma dalla parte documentaria, fotografie, ci sono anche, ecco, di queste una in particolare di un pittore, la più vicentina, è dedicata a Ubaldo Oppi Alpino. Insomma, la Basilica Valdediana ha ospitato precedentemente una mostra dedicata a questo grande artista che è vicentino, anche se bolognese di nascita, ma d'adozione sicuramente. E l'Ubaldo Oppi Alpino invece è un inedito, infatti in questo spazio cosa vedremo? Sicuramente non è un inedito per noi alpini, ma è piacevole poter portare alla cittadinanza e a chi desidererà visitare la mostra una visione di Ubaldo Oppi, che nasceva proprio dalla vita quotidiana in trincea, nei tempi che aveva a disposizione. Attraverso un piccolo taccuino lui prendeva nota, disegnava la vita quotidiana degli alpini,
durante i momenti di riposo, durante la battaglia, e questa passione per l'arte non è diminuita nemmeno in campo di prigionia. Preso prigioniero, anche durante la prigionia continuava a raffigurare i nostri alpini, la loro vita quotidiana di sofferenze, e per tutta la vita è rimasto comunque un fedele alpino, tanto da partecipare a diverse adunate, da disegnare e poi fare diversi quadri, anche proprio alcuni di questi donati all'ANA sezione di Vicenza, e quindi la testimonianza dell'affetto che aveva Oppi, pittore alpino. L'abbiamo voluto ricordare così. Ecco, lo dicevamo prima, questo è l'inizio di un'inaugurazione di altre 22 complessive mostre. Ricordiamo che lei è anche direttore da 13 anni del Museo Storico Alpino di Trento, quindi cosa vedremo? Perché comunque avete deciso di offrire un focus molto particolare. Intanto parliamo di queste di oggi, oltre ad Oppi, quali sono e cosa ci sono? L'abbiamo definito un poker di mostre, sono infatti ben 4, insieme ad Oppi c'è la mostra sui 152 anni i valori alpini, a 152 anni dalla costituzione del Corpo degli Alpini, e questo naturalmente parla di valori soprattutto rivolto alle giovani generazioni, perché è vero che l'accento è sugli eroi vicentini, come è giusto che sia la donata a Vicenza, però i valori sono valori universali e a quelli noi facciamo riferimento, i valori della gente di montagna. Inoltre è possibile visitare già da oggi una mostra sull'Ortigara con degli inediti, sempre fatta dall'archivio Dalmolin, da Ruggero Dalmolin e Stefano Luisini, e una mostra realizzata dal Museo Nazionale Storico degli Alpini sui monti dove gli alpini hanno combattuto nella Prima Guerra Mondiale. È una sintetica rassegna dove però anche i ragazzi che magari hanno camminato su una certa montagna in vacanza si ritrovano magari a scoprire che quella montagna è stato teatro di battaglie durissime durante la Prima Guerra Mondiale. Va bene, allora innanzitutto le auguriamo buon lavoro e soprattutto anche appuntamento prossimamente, perché per i prossimi 10 giorni più o meno, un po' di più, ci vedremo spesso, proprio anche noi, i collegamenti saranno nutriti oggi, ma poi inauguriamo con questo intanto. Allora ringrazio lei e tutti gli spettatori e invito tutti a visitare le nostre mostre. È un'offerta culturale in più e non mancherà di suscitare interesse, ne sono sicuro. A voi la linea, grazie. Grazie Daniele, grazie al tuo ospite. Allora, buona festa, c'è già un bel clima, no? A Vicenza per l'arrivo degli alpini. Noi torniamo alla cronaca che naturalmente di cui dobbiamo darvi conto. Andiamo a Montebelluna, dove c'è stato un pensionato che si è trovato faccia a faccia col ladro in casa, è stato spintonato e minacciato pesantemente, ma è riuscito a reagire e a farlo arrestare. È accaduto mercoledì, i carabinieri intervenuti sul posto hanno bloccato un 37enne di origini marocchine senza fissa dimora, deve rispondere di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il pensionato, un 68enne, era in casa quando si è insospettito per alcuni rumori e così ha scoperto il ladro che stava frugando nei suoi cassetti, era già entrato evidentemente. Vistosi scoperto, lo ha spinto con violenza, lo ha minacciato: ti ammazzo, ti accoltello, sono carabinieri, a me non puoi fare nulla. Poi è scappato, ma il 68enne ha chiamato i carabinieri, quelli veri evidentemente, che sono riusciti a bloccare il 37enne, che ha aggredito e minacciato anche loro prima di essere arrestato, e 2 militari dell'Arma sono addirittura finiti al pronto soccorso. E poi sulle strade c'è stato un incidente in A13, coinvolto un minivan proveniente da Venezia, probabilmente per un colpo di sonno dell'autista. Il ferito più grave è stato trasportato all'ospedale di Cesena perché appunto un minivan con 8 persone a bordo si è schiantato dopo lo svincolo per l'uscita a Ferrara Sud in direzione Bologna. Persone residenti in provincia di Modena che stavano rientrando dall'aeroporto di Venezia. Autista comunque negativo all'alcol test, appunto, abbia avuto un colpo di sonno. 4 feriti sono stati trasportati a Ferrara e appunto gravissimo purtroppo un 30enne ricoverato in rianimazione a Cesena. Controlli dei carabinieri nell'Alto Vicentino. A Schio è stato denunciato un automobilista al volante sotto l'effetto dell'alcol. A San Vito di Leguzzano segnalato invece un assuntore di stupefacenti.
Raffica di controlli dei carabinieri di Schio. I militari del nucleo radiomobile fermano un'auto di piccola cilindrata. A bordo il conducente, un 38enne del posto che manifesta i sintomi di chi ha bevuto troppo alcol. Paletta rossa, viene fermato ma si rifiuta di fare l'alcol test e di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Portato in caserma fa resistenza e minacce militari. Per questo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale, rifiuto degli accertamenti e per guida sotto l'influenza dell'alcol, oltre che per rifiuto di fornire le proprie generalità. A San Vito di Leguzzano invece i carabinieri segnalano un giovane del luogo trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. La droga è stata sequestrata. A Piovene Rocchetta invece i carabinieri del NAS di Padova sottopongono a controlli un esercizio pubblico. È in corso l'esame di alcuni titoli autorizzativi ai fini commerciali. Sappiamo che in caso di disastri naturali come il terremoto entrano in azione per i soccorsi non solo gli uomini ma anche gli animali, i cani in particolare. Allora è in corso a Camalò di Povegliano, siamo in provincia di Treviso, una interessante attività proprio con i cani che si occupano di ricercare i dispersi sotto le macerie. Ci colleghiamo da lì con Lucio Zanato che vedo, eccolo qua già pronto in diretta insieme per la parte tecnica Francesca Pezzo. Lucio, buongiorno. Buongiorno Rina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo, come hai detto giustamente tu, a Camalò di Povegliano, però voglio raccontarti una storia davvero particolare, perché questo è un centro di addestramento, ce ne sono solo due in Veneto. Questo centro di addestramento qui a Camalò, tra l'altro, è un recupero, perché noi siamo sopra una discarica, una delle tante discariche della Marca Trevigiana che poi rischiavano di venire abbandonate. Invece gli alpini se la sono fatta dare, hanno rimesso a posto un po' tutto il territorio e hanno fatto sì che un luogo, diciamo così, a perdere tornasse ad essere invece utile a tutta la comunità. In effetti, come hai detto giustamente tu, oggi abbiamo una giornata, anzi una 3 giorni in realtà, perché sta andando avanti dal 25 aprile, una 3 giorni di addestramento di volontari di protezione civile, in particolare degli alpini. È una cosa davvero particolare, perché c'è chi in questo, diciamo, weekend lungo è andato al mare oppure è andato a sciare, c'è chi invece il suo tempo lo usa per prepararsi per affrontare le necessità. Allora, intanto, mentre Francesca vi sta facendo vedere addirittura un istruttore del Galles venuto qui a spiegare l'obbedienza dei cani, poi magari vedremo qualcosa, io però volevo naturalmente parlare con il nostro presidente, il presidente Franco Giacomin. Presidente, Treviso anche in questo caso in prima linea quando poi si tratta di addestrare per la protezione civile. Certo, è una delle attività che vengono svolte all'interno della nostra unità di protezione civile e questa, devo dire, è un po' anche il fiore all'occhiello, perché è una specialità estremamente delicata e anche che richiede delle particolari attenzioni. E naturalmente il campo si presta a questo grazie anche alla capacità del nostro Bruno Crosato, che da tempo segue quest'area. Un'area di circa 10.000 metri quadrati e nel tempo è stata migliorata in tanti aspetti. Ecco, appunto, va detto che gli alpini dove mettono le mani migliorano sempre. Qui era una discarica e voi l'avete resa nuovamente operativa. Sì, esattamente. Da una discarica in realtà che di fatto ha una sua funzione particolare, in qualche modo è stata riconvertita in qualcosa che per noi è estremamente utile e che si adatta a questo tipo di attività specifica proprio di ricerca, soccorso, addestramento delle unità cinofile. Presidente, andiamo a sentire Bruno Crosato. Crosato, vieni qua, perché lui è la vera anima di Da quanti anni la riconduzione di questa discarica a centro addestramento? Circa 15 anni. Abbiamo cominciato che era veramente una discarica, l'abbiamo recintata, piantumato degli alberi e piano piano l'abbiamo fatta nascere queste macerie. Ecco, qui ci sono solo in tutto il Veneto 2 centri addestramenti, qui e nel Veronese. No, è Vicenza, Montecchio, quello nuovo inaugurato da poco dei Vigili del Fuoco, che è in collaborazione dei Vigili del Fuoco. E qui vengono sempre costantemente da tutta Italia ma anche da tutta Europa. Ad esempio abbiamo visto prima c'è un volontario di protezione civile addirittura da Roma. Sì, da Roma, a parte da tutta Italia, si prenotano per tempo perché ci sono pochi campi, dopo un campo abbastanza difficilotto, mi hanno detto gli istruttori. Allora, siccome il tempo ci sfugge, andiamo a vedere qui, magari chiamiamo anche l'addestratrice. Buongiorno, intanto per i nostri telespettatori nome e cognome.
Marisa Ricci. E allora Marisa, adesso qui cosa stiamo vedendo che la Francesca ci fa vedere? Abbiamo, cos'è, un salmoiedo mi pare come cane? Sì. Ecco, qui che cosa sta succedendo? Dunque, a questo stage stanno venendo cani, diciamo, interessati chiaramente a vedere le nuove metodologie di professionisti che comunque vengono dall'estero. In questo caso abbiamo il Mail che viene dal Galles, che ci sta facendo vedere giustamente metodologie completamente diverse e quindi diciamo, di ubbidienza. Assolutamente. Sì, dalla domanda è d'obbligo. E le varie problematiche ecco. che ogni cane può avere, e quindi lui fa vedere come in realtà si possono risolvere. Ecco, andiamo sulla cronaca. Allora ci sono stati dei cani che hanno assaltato addirittura padroni, abbiamo dei fatti di cronaca, ad esempio hanno assaltato dei bambini. Come si fa a ottenere obbedienza da cani anche di grande taglia? Allora, innanzitutto il più delle persone, diciamo, prendono cani senza sapere in realtà come poter tenere un cane in casa, come poterlo gestire, come poterlo avvicinare ai bambini. Quindi ci sono chiaramente cani che sono docili e problemi, diciamo, non ne hanno più di tanto, però ci sono anche cani che hanno, diciamo, dei particolari predisposizioni a essere anche un pochino più aggressivi, però bisogna avere la capacità comunque di avere informazione di come comunque un cane si gestisce. Siccome il tempo vola via, andiamo insieme invece a vedere grazie intanto. Allora, questa era la parte, diciamo così, di obbedienza, ma sempre con Francesca, con Bruno e con il Presidente, andiamo invece da quest'altra parte che è sicuramente forse la parte più scenografica, Lina. Perché? Perché qui hanno ricostruito uno scenario da terremoto, da disastro, vero Presidente? Sì, assolutamente, è proprio una situazione che ricalca in qualche modo quello che potrebbe essere la situazione quando i cani devono intervenire. Ecco, noi adesso, prima di far partire i cani, Bruno, vieni con me che ci facciamo vedere, perché vista così sembra una discarica, vero? Ecco, allora andiamo invece a vedere dietro le quinte con Francesca, perché è giusto farvi vedere dietro che lavoro c'è. Qui, ad esempio, tanto per intenderci, abbiamo un istruttore che viene, mi pare, a Capodistria, giusto? Ecco, però prima di fare questo, vieni con me Francesca, perché vedete lo scenario è da discarica. In realtà, dietro a questa situazione, quindi vale la pena far vedere che tutto questo è stato assolutamente pensato e calcolato per addestrare i cani. Ad esempio, Francesca, fai vedere, questo è il tunnel dove dentro praticamente vanno le persone che poi devono essere salvate, quindi da questo tunnel poi si dirama, raccontaci un po'. Beh, questo tunnel è lungo 30 metri, si divide a sinistra dentro dopo 10 metri, va sottoterra e si divide su altre due gallerie. Entrando di qua noi inquiniamo la zona esterna e dentro possono mettere 30 rifugi. Perché tutto questo funziona, i cani funzionano nella ricerca perché sentono il cono? Il cono d'odore, loro vanno sul cono d'odore, non è che vede la persona. Perché si lavora anche di notte, qua i cani vengono di notte ad addestrarsi e lavorano sul cono d'odore. Siccome abbiamo ancora un minuto, torniamo a vedere, facciamo vedere un atto pratico, una diciamo così, un'esercitazione, vediamo con chi possiamo parlare, intanto vediamo gli addestratori stanno. Allora, in capo si può partire per una ricerca. Buongiorno, il suo nome e il suo cognome? Roman Starman. E lei viene da? Io vengo dalla Slovenia, da Koper. Mi alleno qui con i gruppi. E qui cosa vedremo adesso? Adesso vedremo un ragazzo che è qui da casa che lavora con il suo cane, il cane è ancora in costruzione, però è già operativo anche. Il cane qual è? Quello lì? Sì, è Cora. Allora andiamo un attimo lì, grazie, intanto portiamo il nostro addestratore. Allora, ancora un minuto Lina, poi ti ridò la linea, so che hai altri ospiti. E allora andiamo a conoscere intanto l'addestratore e poi il cane. Buongiorno, il suo nome e il suo cognome? Tullio Cavinato e Cora. E questa e invece? Cora. Cora. Adesso facciamo vedere cosa succede quando voi la liberate per cioè una simulazione di una ricerca di un disperso sotto le macerie dopo una qualsiasi catastrofe. Allora via, partiamo. Okay, andiamo.
Qual è il grado di difficoltà qua? Questa maceria è molto bella, molto simile a una catastrofe del terremoto. Si può lavorare benissimo, sono veramente bei nascondigli, è molto vicino alla realtà quello che succede quando c'è un terremoto. Allora cerchiamo di avanzare insieme. Francesca, dai, passa sotto che andiamo a vedere, perché stanno cercando di ritrovare una persona che è sotto le macerie, che realmente è sotto le macerie, e il cane quindi sta annusando, giusto? Sì, il cane sta cercando l'odore della persona che è sepolta. Ci sono come distrazione altre persone che lavorano sulla maceria, che il cane non deve reagire su di loro, cerca solo adesso. Cerchiamo di non farci male noi, anche se qui è tutto in sicurezza. E adesso vediamo se Francesca... Guarda Francesca. Quando il cane trova, allora segnala con la voce, con l'abbaio. Ok, puoi andare, e ci fa capire dove il sepolto è. Il cane ha ce la fa individuare per le persone che sono anche 5-4 metri sepolte sotto. Grazie. Lina, io credo che questo abbia spiegato gli sforzi, ma soprattutto la volontà di salvare le persone, e soprattutto l'abnegazione ancora una volta degli alpini in questa iniziativa. E adesso io ti restituirei la linea. Grazie Lucio, grazie ai tuoi ospiti, grazie a Francesca che ti ha seguito anche in questo percorso impervio. Abbiamo visto l'importanza davvero di addestrare uomini e animali nella ricerca dei dispersi. Allora, con i colleghi di regia andiamo velocemente in pubblicità, ci fermiamo un attimo, torniamo con altri collegamenti e altri servizi. Di nuovo in diretta, ben ritrovati Focus TG in questo sabato. Andiamo subito in diretta da Bassano del Grappa con la nostra Sharon Di Carlo, perché il tema dei negozi che continuano a chiudere purtroppo in centro tiene banco, ma pare arrivino finalmente delle buone notizie. Sharon, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno a tutti i telespettatori, sono con Alberto Borriero, buongiorno. Buongiorno. Presidente delegazione comunale Confcommercio Bassano del Grappa. Alberto, le chiedo qual è la situazione qui a Bassano del Grappa? Sono più di 100 intanto negozi chiusi. Sì, esatto, quindi abbiamo questa situazione di su 600 punti vendita circa 100 le vetrine sfitte. Alcune vetrine che sono sfitte ormai da quasi 20 anni, quindi sicuramente situazioni che si sono un po' ossidate sul tessuto urbano, ma la grande sconfitta sono state le catene che hanno deciso di abbandonare progressivamente il centro storico, in un'ottica puramente di riduzione dei costi, tagliando il personale, lasciando a casa un sacco di collaboratori. Quindi questa è la situazione che si è delineata. Hanno preferito investire sui loro canali dell'online piuttosto che sui negozi fisici. Negozi che chiudono, però un centro storico che si trasforma, aprono nuovi negozi comunque. Esatto, quindi abbiamo anche un rinnovo del marketing mix, quindi nuove attività che hanno deciso di investire nel nostro territorio, che credono ancora nella capacità attrattiva del nostro centro storico. Lina, tra poco sai che qui a Bassano del Grappa ci saranno le elezioni comunali. Chiedo a te, a lei Alberto, qual è il punto chiave per poter ridare stimolo, per soprattutto evitare che chiudano nuovi negozi qui a Bassano? Innanzitutto azzerare la burocrazia, perché comunque se è già difficile fare impresa, quindi avere questo balzello in più di carte su carte diventa tutto più difficile, va a scoraggiare molti giovani che vorrebbero intraprendere questo lavoro. L'altro aspetto invece è puntare ancora di più sul turismo. Vediamo che questo ponte del 25 aprile sta portando un sacco di persone a visitare la nostra città, quindi questa è la chiave giusta, quindi ancora più iniziative, ancora più mostre, quindi rendere ancora più conosciuta la nostra città, quindi questa è la chiave. E si può chiedere alla prossima amministrazione comunale di poter calmierare i costi? Sarebbe grandioso, anche perché abbiamo degli affitti troppo alti per certe locazioni che comunque prezzi che si sono stati tarati sulle capacità di spesa delle catene, ma che non sono affrontabili per altre piccole attività, quindi sicuramente un riassestamento di queste tariffe va fatto. E la pedonalizzazione invece del centro storico potrebbe essere un fattore convincente?
Sicuramente la pedonalizzazione deve arrivare per gradi e soprattutto funziona solamente se abbiamo la totale esclusione dei veicoli dal centro, quindi meno veicoli ma più verde urbano, più plateatici, più possibilità di espandere i nostri negozi fuori dalle quattro mura, quindi se la scommessa è questa noi ci stiamo. Grazie ad Alberto Borriero, Lina da Bassano è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Sharon Di Carlo. Allora, naturalmente commercianti, presidio per la vitalità del loro centro storico a Bassano, e chi costituisce un altro presidio, un continuo sollecito per il comune, è il comitato del quartiere Pertini. Andiamo a Mestre, dove la nostra Anna Maria Parisi insieme ad Alberto Pivetta ha raccolto le voci di vera e propria rivolta del comitato per chiedere al comune di completare i lavori nell'area che risultano tuttora bloccati. Andiamo a sentire cosa ha raccolto Anna Maria Parisi. Al quartiere Pertini di Mestre oltre 300 famiglie mobilitatesi in delegazione con alcuni rappresentanti e cartelli. Noi residenti di Serie A e Serie B vogliamo il completamento dei lavori per chiedere appunto il completamento dei lavori degli appartamenti, oltre 320 le famiglie, si diceva, per quanto attiene ai lavori del risparmio energetico. Tanti i pensionati che sono qui per questa mobilitazione, con il presidente della municipalità Pasqualetto Buongiorno e il presidente del quartiere Pertini Giorgio Rocelli. Dunque questa è la richiesta che fa il quartiere al comune. Perché sono stati bloccati questi lavori? Allora, innanzitutto i tempi non lo hanno permesso, però sono stati approvati in giunta i lavori di ristrutturazione, questo è importante. Appena si repereranno altri fondi continueranno, perché l'impegno dell'amministrazione è quello di portare a termine in tutto il territorio comunale, non soltanto qua, i lavori ben sperati dell'amministrazione. Quindi ovviamente i tempi non hanno consentito, perché il termine era terminato, è stato anche difficile perché delle imprese non hanno praticamente partecipato al bando, però appena c'era l'opportunità noi insistiamo, perché non vogliamo creare discrepanze tra diciamo così caseggiati vicini o meno, ma vogliamo completarlo completamente. Quindi sono anche qui per questo, per ribadire che la volontà c'è in tutto e per tutto per completare questi lavori. Però la gente chiede un tempo in calendario, una data da fissare. Possiamo fissare una data, Presidente? La data non si può fissare, si può soltanto fissare l'impegno di insistere e portare avanti questa richiesta, che è importante, e recepire i fondi per poter proseguire. Di quanti fondi si ha bisogno? Ma almeno 28 milioni di euro, però ripeto, io parlo per tutto il territorio comunale, non soltanto per questo quartiere, perché l'attenzione è per tutto il territorio comunale, questo è importantissimo. Grazie al Presidente Pasqualetto, la lasciamo perché ha detto che ha un impegno, quindi grazie per essere stato con noi. Continuiamo con Giorgio Rocelli. Dunque, insomma, di che lavori stiamo parlando che devono essere completati? Sono lavori di ristrutturazione per recuperare l'energia elettrica. In sostanza, che cosa servono su queste case? Queste sono state fatte nell'80, i primi anni dell'80, sono state fatte con materiali diciamo di recupero, perché a distanza si vede proprio la cadenza, no, della struttura che ci sono. Allora che cosa si vuole fare? Già una parte sono state fatte con il famoso 110%, eccetera. Chiediamo al Comune di non lasciare una scarpa in un socco, come che si dice a Venezia, ma di completare i lavori con la ristrutturazione degli appartamenti ancora mancanti. Credo che sia anche necessaria sta cosa qua, perché la maggior parte sono pensionati, sono anziani, e quindi il disagio è maggiore. Qui c'è bisogno assolutamente dell'intervento più breve possibile. Capiamo che l'impegno del Comune sarà gravoso, però chiediamo anche che ci siano delle scadenze ben precise per dare una prospettiva ai residenti. Ecco, lei stava brontolando, grazie Rocelli, stava commentando quanto diceva Giorgio Rocelli. Cosa diceva? Sì, ma perché
è proprio una questione di dignità umana, secondo me, perché viviamo, cioè io abito qua sopra, le finestre non si chiudono, si parla tanto di case green, però quando c'è vento, in queste giornate che c'era vento, le tende sventolavano. Ho la persiana del poggiolo che è caduta giù, l'ho rattoppata io. La muffa, perché le due pareti esterne sono a nord e quindi ho la muffa dentro il portascarpe, i muri che si sgretolano. E poi ci hanno abbandonati. Quello che mi dà più fastidio è questo. Cioè a un certo punto qui di fronte c'era il cantiere, hanno sbaraccato, ma nessuno si è premurato di dirci gente, per adesso i lavori sono interrotti, ricominceranno tra un po'. Che ci diano delle assicurazioni, anche adesso, oggi, io sono contenta che siano venuti, per l'amor del cielo, però io ho sentito solo parole e questo mi dispiace molto perché io voglio sentire che ci dicano, cominciano fra 6 mesi, fra un anno, quando è, ma che non ci trattino proprio come pezze da piedi, come cittadini di serie B, perché hanno poco da dire no, non è così, è così, mi dispiace. Grazie, come si chiama lei signora? Gianna Gervasutti. Ecco, dunque con l'appello di Gianna prosegue la protesta che continuerà anche nei prossimi giorni laddove non ci saranno degli interventi concreti da parte del Comune. Basta parole, solo fatti, così dal quartiere Pertini di Mestre. Grazie. Allora grazie per questo contributo ad Anna Maria Parisi e Alberto Pivetta, agli ospiti naturalmente. Venezia che sta vivendo i primi giorni del tanto discusso contributo d'accesso, proprio la redazione di Venezia ha realizzato un servizio sul secondo giorno di ticket. Andiamo a sentire. 106.000 registrazioni e 23.600 paganti nel secondo giorno di contributo d'accesso a Venezia. Calano lievemente le presenze, ma aumentano i paganti. Anche oggi, sul piazzale della stazione ferroviaria, che rappresenta l'accesso numericamente più consistente, si lavora senza sosta per gestire il continuo flusso di arrivi. Arrivi che poi si concentrano nei punti di maggiore richiamo della città. Verso mezzogiorno, la viabilità sul ponte di Rialto appare vicina al collasso e attraversarlo in una direzione o nell'altra, soprattutto in cima, si rivela impresa piuttosto ardua. Secondo l'assessore al bilancio Michele Zuin non è pensabile che l'effetto disincentivo inizi da subito con i 5 euro, ma sarà incrociando i dati di questi primi 29 giorni di sperimentazione che l'anno prossimo il Comune fisserà una soglia massima di presenze sostenibili, oltre la quale il ticket potrebbe salire a 10 euro. Ecco, in quel caso un gruppo di più persone magari sarà disincentivato dall'arrivare ugualmente in città. Il dibattito è aperto. Secondo Riccardo Carimani, scrittore e storico veneziano, sorprende che in Comune non si sia capaci di vedere i problemi di Venezia senza mettere balzelli. Il ticket è definito inapplicabile e ridicolo, lede il diritto di muoversi liberamente ed è un abuso. Circa i dipendenti comunali che sono controllori o circa i controlli effettuati a livello di privacy o altro, il Comune non sembra poi così sicuro delle sue azioni, perché pochi giorni fa, una settimana fa, 10 giorni fa, ha chiesto consulenza a uno studio legale di Roma proprio per intervenire semmai su questo tipo di problematiche che dovessero crearsi. Sul tema Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme ha presentato un'interrogazione in Comune, ma si annuncia anche un possibile nuovo fronte nelle aule di tribunale. Perché ci deve essere questo tipo di controllo e perché ci deve essere questa sanzione? Forse non è proprio così corretto, non risponde propriamente a quelli che sono dei canoni formali, istituzionali, corretti legalmente. Abbiamo un pool di avvocati che si è reso disponibile proprio per aiutare i sanzionati. E siamo andati a sentire anche la gente, perché ci sono state anche alcune persone che hanno riscontrato problemi nel pagare online questo cosiddetto balzello. A Venezia è ancora caos attorno al contributo d'accesso, nonostante i totem, gli steward e i controllori preposti. A dimostrazione di ciò questo gruppo di ragazzi.
Lo avviciniamo per chiedergli cosa ne pensi al riguardo. A sorpresa, sono gli stessi ragazzi a chiederci informazioni su come muoversi. Non abbiamo il QR code, come possiamo averle? Dove possiamo pagare questo contributo d'accesso? Ci chiedono. Al totem qui di fronte alla stazione rispondiamo. Ok, perfetto. Siamo studenti, abbiamo uno sconto speciale. Preferirei la città fosse gratuita, ma vogliamo lo stesso visitarla, ci dice il portavoce di una famiglia di spagnoli e prosegue. Siamo 8 adulti, è un vero salasso, 40 euro solo per entrare a Venezia, dice. 8 adults and 2 children. Lots of money. Yeah, a lot of 40 euros. Deve essere fatto un po' meglio, nel senso che non si capisce veramente come fare, perché scarichi, non riesci a pagare. Per noi siamo veneti e va bene, ma lui, che è lombardo ad esempio, non riuscivamo a capire come poter farlo pagare. E invece poi tu come hai fatto per risolvere questo problema? Non riuscivi a pagare? Abbiamo pagato lì dove c'è scritto contributo per l'accesso della città e abbiamo pagato 5 euro. La popolazione lo vede più che altro come un mezzo per fare cassa fondamentalmente, però regolare gli accessi è giusto, è importante che non siano le solite cose all'italiana e che se viene fatta venga fatta con i controlli corretti, perché altrimenti finiamo che ci sono quelli che lo fanno e quelli che non lo fanno perché tanto i controlli non ci sono, quindi se si deve fare deve essere fatto in modo regolare. Venezia che vive in questi giorni, l'abbiamo sentito, la novità del contributo d'accesso e poi attende domani l'arrivo di Papa Francesco. Allora noi ci fermiamo qualche istante adesso per un nuovo stacco pubblicitario, torniamo tra pochissimo. Torniamo in diretta, ultimi minuti a nostra disposizione, allora parliamo della visita e della grande attesa che c'è per l'arrivo di Papa Francesco domani a Venezia. Venezia che vivrà naturalmente uno dei momenti più significativi proprio nell'incontro del pontefice con le detenute. Una forcola in legno, un momento di preghiera dei giovani per Papa Francesco alla salute e la messa a disposizione da parte della Diocesi Patriarcato di Venezia di piccoli alloggi per persone in momentanea difficoltà. Sono questi i doni principali che la Diocesi di Venezia e il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, faranno al Santo Padre in occasione della sua visita a Venezia di domenica, visita che vivrà in carcere nell'incontro con l'arte e le detenute, uno dei momenti più forti. È un evento straordinario perché si riesce a coniugare la bellezza e l'universalità dell'arte con i valori che la Santa Sede, che la religione, che la spiritualità del committente in qualche modo è in grado di offrire alla popolazione detenuta. Noi vogliamo che queste cellule vitali della società entrino nei nostri istituti penitenziari, ci aiutino alla opera di risocializzazione, rieducazione della popolazione detenuta. Il capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria italiana Giovanni Russo non nasconde l'emozione. Ho pensato che era esattamente quello che a un cristiano che oggi ha un compito, una missione importante come quella di dirigere l'amministrazione penitenziaria, era un dono che non poteva essere rifiutato, anzi che forse era atteso da tanto tempo. Significa elevare a modello di una nuova visione il trattamento penitenziario per i nostri detenuti. È un evento che farà storia, che già adesso è un unicum in campo mondiale, non solo nella storia dell'esecuzione della pena nel nostro paese, ma anche a livello mondiale, e che troverà il suo, suo culmine, il suo suggello formale con la visita del Santo Padre. Il Papa incontrerà anche i giovani di Azione Cattolica, c'è naturalmente grande emozione tra chi è stato scelto per partecipare all'incontro. Un incontro speciale nella visita del Papa a Venezia. Domenica mattina i giovani dell'Azione Cattolica del Veneto incontreranno il Santo Padre davanti alla Chiesa della Salute prima della messa in piazza San Marco.
All'appuntamento saranno presenti anche i giovani della Pedemontana. Saremo noi a ricevere dal Papa sicuramente delle parole di incoraggiamento per proseguire con il nostro cammino di fede e un incoraggiamento anche a non perdere l'entusiasmo nel nostro servizio, in particolare per noi giovani di Azione Cattolica è importante appunto l'attenzione e la cura verso la nostra vita spirituale, ma anche il servizio verso i nostri fratelli più piccoli. I tempi in cui viviamo sono resi cupi e difficili dai venti di guerra che soffiano dal cuore dell'Europa e dal Medio Oriente, dalle migrazioni di interi popoli, dalla povertà che colpisce sempre più famiglie, dalle divisioni che lacerano la società. Ma il futuro è sempre e comunque in mano ai giovani e un incontro come quello di domenica può rivelarsi decisivo nella formazione delle nuove coscienze. I giovani, parlo in particolare per l'associazione di cui faccio parte, i giovani di Azione Cattolica, curano sì non solo la vita spirituale ma anche l'impegno attivo nelle proprie comunità. Si adoperano per trasmettere un messaggio di pace e di fratellanza verso tutti quanti e penso che l'impegno nelle proprie comunità, nel proprio territorio poi si estenda anche un impegno più generale, anche politico. Comunque vada, sarà una grande emozione incontrare il Papa a Venezia. Certo, allora per me non sarà la prima volta che incontro il Papa dal vivo, perché l'ho già incontrato in GMG a Lisbona quest'estate, anche a Cracovia qualche anno fa, però incontrarlo qui a Venezia, quindi praticamente a casa, è come dà la sensazione di un amico che ti viene a trovare a casa, no? Quindi è proprio un incontro speciale. Vi ricordo tra l'altro che le nostre emittenti di Media Nord-Est seguiranno in diretta la lunga visita di domani mattina di Papa Francesco a Venezia, con la diretta che è prevista su Antena 3 dalle 7 del mattino e poi fino al primo pomeriggio. Allora torniamo sui quotidiani per gli aggiornamenti sulla notizia principale di cronaca della giornata nel Veneto, l'omicidio di Villafranca Padovana. L'home page del Gazzettino ci mostra anche una foto. Ricordiamo che la vittima è Michael Boschetto, 32enne italiano, residente nel comune, ucciso con una coltellata da un trentenne, Giacomo Friso. Boschetto è stato trovato dai soccorritori intorno alle 6:30 con una profonda ferita al fianco. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. A dare l'allarme la fidanzata che avrebbe assistito impotente alla scena. Si stanno aggiungendo via via durante la giornata naturalmente dei dettagli rispetto a questa vicenda. Andiamo in chiusura nella Pedemontana Bassanese, dove si moltiplicano gli avvistamenti di lupi. Andiamo a sentire quali sono le novità da Romano De Zelino. Si moltiplicano gli avvistamenti di lupi nella Pedemontana Bassanese. Dopo i 2 esemplari avvistati qualche giorno fa nelle campagne di Mussolente, ora la segnalazione arriva da Romano De Zelino. Nella notte del 25 aprile un automobilista ha filmato un lupo in via Marchi, a 2 passi da piazza Cadorna, in una zona residenziale. L'animale si muove senza paura fra le case, poi, incalzato forse dall'arrivo dell'automobile dell'autore del video, inizia a correre e imbocca una laterale che porta in una zona meno abitata. La testimonianza si è subito diffusa a macchia d'olio in tutta la zona, dove sono sempre di più le segnalazioni di lupi. Solo poche settimane fa un esemplare era stato filmato a Bassano, vicino a Sarson, dove era stato anche predato un muflone. Si tratta, secondo le autorità, di animali che arrivano dall'altopiano e dal massiccio del Grappa, spinti in pianura dal prolungarsi dell'inverno. Nell'altopiano, infatti, i selvatici si stanno avvicinando molto alle zone abitate dall'uomo per cercare cibo e le predazioni di pecore e asini sono state parecchie nell'ultimo periodo. Ma il video del lupo fra le case di Romano rinnova le preoccupazioni di residenti e sindaci in un momento in cui l'Europa sta decidendo proprio sullo status di specie protetta del grande predatore. Su queste immagini noi ci fermiamo, vi ringrazio per l'attenzione, in regia ringrazio naturalmente i colleghi Mattia Pizzaia e Tommaso Migot. Appuntamento ai telegiornali di questa sera, intanto a voi tutti un buon pomeriggio.